è un progetto che mette al centro una perla del territorio veronese e del Veneto in generale, che è la Lessinia, un territorio che ha tanto da raccontare come paesaggio, come cultura, come tradizioni, ma anche e soprattutto attraverso la cosiddetta filiera corta, la filiera agroalimentare e il racconto delle proprie eccellenze del territorio. Attraverso il progetto Radici, attraverso gli agricammini che partiranno il 26 giugno, la Lessinia racconta tutto questo, mettendo al centro la propria storia, il proprio bellissimo paesaggio, ma anche il lavoro che viene fatto tutti i giorni dalla propria comunità, dalle aziende agricole e dagli allevatori che sono protagonisti di questo meraviglioso territorio. È fondamentale che la matrice pubblica vada a tutelare quello che è il patrimonio della nostra montagna, della Lessinia. Le amministrazioni di Arbizzo, Sant'Anna del Faedo e Rovere Veronese hanno reputato che questa iniziativa fosse fondamentale per andare incontro a cosa? Incontro a quello che è il recupero delle radici e quindi delle tradizioni, della storia, della cultura della nostra Lessinia e guardare in avanti all'innovazione, alla promozione di un territorio attraverso il cibo e attraverso chi ci lavora, perché è fondamentale che ci sia presidio, lavoro nella nostra Lessinia e che venga tutelato e valorizzato quello che ci ha portato ad essere così. Questa è una richiesta che parte dalla base, quindi dalle aziende agricole, dagli allevatori della Lessinia che rappresentano le loro istanze e noi come associazione di categoria siamo quell'ente preposto ad andarlo a rappresentare nei confronti delle istituzioni. Questo è un motivo per il quale siamo qui in Consiglio regionale a presentare questo grande progetto che ha visto una rappresentanza molto ampia in termini di aziende agricole, di allevatori, ma anche di istituzioni, università, quella di Verona, comuni rappresentanti, le Proloco, i gruppi di azione solidale e aziende agricole e allevatori appunto della Lessinia, per andare a portare avanti quello che è il nostro messaggio, cioè quello di andare a costituire una comunità del cibo che possa portare tutte queste eccellenze dove meritano. Le aziende coinvolte sono tutte aziende che attuano la filiera corta e quindi producono e vendono direttamente nel territorio. Questo è importantissimo appunto per tutela e presidio della Lessinia. Quindi siamo i primi attori, diciamo i fondamentali per appunto portare avanti il progetto di cercare di tenere la Lessinia sempre insomma sulla cresta dell'onda e cercare di valorizzare appunto il territorio.